Continuiamo a ballare, passiamo ad altri ritmi, andiamo nell'Iglesiente con l'Associazione Culturale Folk Sant'Andrea, andiamo a Gonnesa, una associazione culturale che è nata nel 2012 e che si è distinta fin da subito per la volontà di recupero dell'abbigliamento tradizionale, l'organizzazione di convegni, la partecipazione a processioni, sfilate, l'organizzazione della rassegna di balli tradizionali Ballus a Santiga, in particolare un grande lavoro minuzioso di ricerca sull'abbigliamento popolare ricostruito attraverso foto d'epoca, lavori di ricerca in archivio che hanno consentito di rivedere come erano indossati questi abiti e quella la loro datazione. Gonnesa, un centro così antico le cui testimonianze risalgono di esistenza, risalgono addirittura al Medioevo. Stasera si esibiranno con Su ballu Meuredinu, che poi è il ballo in piazza, il ballo sardo, Su ballo e piazza, quello che si faceva appunto dopo le feste, e saranno accompagnati dalla fisarmonica di Gian Silvio Pinna. Sant'Andrea, Gonnesa.
Grazie, grazie a Gian Silvio Pinna con la sua fisarmonica Sant'Andrea Gonnesa. Ancora grazie. Vi accompagniamo alla loro uscita con un applauso.